Parte la campagna di tesseramento del PD di Agrigento e Diego Cusumano, Domenico Falzone, Gerlando Pilato e Angelo Amato, in rappresentanza di un'area politica distribuita su tutto il territorio agrigentino, si sono incontrati con Davide Faraone e Giuseppe Bruno, presidente del PD regionale. Dopo una breve illustrazione degli obiettivi politici e programmatici è stato deciso di accelerare verso una più coinvolgente campagna di piena adesione al PD, che avrà come immediata conseguenza una serie di incontri sul territorio, che dovranno servire a dare un ulteriore slancio alla campagna di adesione al PD agrigentino. Le persone che si sono incontrate hanno espresso piena soddisfazione per il consolidamento del PD e si pensa porterà entusiasmo e nuove proposte per trovare soluzione ai bisogni della popolazione agrigentina. Diego Cusumano e Domenico Falzone, a testimonianza del loro impegno politico nel territorio, erano già presenti a Porto Empedocle lo scorso 19 dicembre, in occasione della presentazione della candidatura di Gianni Amel a sindaco della città marinara. Una candidatura questa di Amel che vede anche il suo sostegno. Lei per tanti anni ha fatto politica, ricordo è stato segretario della Margherita, si ritorna in campo. Fare politica l'ho fatta sempre per passione, ci sono sempre stato anche quando non ero in prima fila, quindi siamo sempre qua e quando ci sono delle proposte interessanti ed intelligenti per una città come Porto Empedocle, allora sempre di più sono qui a sostenerla. Sono convinto perché lo conosco personalmente, so come opera, so come ha lavorato e per il ruolo che ha avuto politico mentre io ero segretario provinciale, che Gianni è la persona giusta che potrebbe amministrare bene Porto Empedocle. Se i cittadini comprenderanno in questo momento di grande difficoltà che necessita un sindaco che sia onesto e capace e che abbia l'esperienza giusta per poter risollevare i problemi su cui Porto Empedocle è accaduto negli ultimi anni, allora Gianni è la persona ideale. È l'ideale perché è una persona di sani principi, è uno che conosce il territorio ed ha una piena conoscenza politica, sa muoversi molto bene con i collegamenti nazionali e regionali e darà le giuste risposte a una città che li merita. Gianni Amel, il suo motto è un cambio di rotta, ci vuole un cambio di rotta negli enti locali. Gianni ha la competenza, la serietà e la capacità di essere il sindaco di Porto Empedocle. C'è bisogno di persone responsabili, c'è bisogno di un cambio nella gestione degli enti locali, si può ricominciare, siamo in una situazione disastrosa, è vero, però bisogna partire da queste esperienze negative per un cambio di rotta, per un modo diverso di gestire gli enti locali, per esempio valorizzando i patrimoni che i comuni hanno, che è immenso, risolvendo finalmente il problema della nettezza urbana, perché sprechiamo ingenti risorse dei comuni e dei cittadini per pagare la Tarsu, la Tari. Oggi bisogna cambiarle queste cose, amministrare gli enti locali come un bombardiere di famiglia, quindi questo è il senso della candidatura di Gianni Amel.